TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella tarda serata del 6 agosto i carabinieri di Favaro Veneto hanno arrestato un 56enne poiché presunto responsabile della violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie, emesso a seguito della denuncia della donna per maltrattamenti in famiglia, percosse e minaccia aggravata. L'uomo, che non avrebbe accettato la fine della relazione, avrebbe insistentemente suonato il campanello dell'abitazione della donna che, spaventata dal comportamento dell'uomo, ha richiesto mediante il numero di emergenza 112 l'intervento dei militari. All'arrivo dei carabinieri, giunti in pochi minuti, l'uomo sarebbe stato trovato nascosto all'interno di un cespuglio vicino all'ingresso dell'abitazione, in possesso di una lima per unghie di 11 centimetri e dichiarato in arresto. A seguito dell'udienza di convalida dell'arresto, il 56enne è stato rimesso in libertà. Ancora cronaca. Nella serata del 5 agosto i carabinieri della stazione di Chioggia hanno denunciato a piede libero un 45enne del luogo per presunto furto aggravato all'interno di un esercizio commerciale a seguito di spaccata. Nello specifico, i militari sono intervenuti presso un negozio di generi alimentari dove era stato segnalato un furto, trovando la vetrata rotta e abbondante sangue a terra. A seguito di immediati accertamenti, gli operanti sono risaliti all'identità dell'uomo, il quale, rintracciato presso la propria abitazione, è stato trovato mentre veniva soccorso dal personale del 118, poiché probabilmente nell'atto di rompere la vetrata si era procurato delle ferite gravi e è stato quindi trasportato e ricoverato in ospedale. Contestualmente recuperata la refurtiva pari a 800 euro in contanti, che è stata restituita all'avente diritto. Intervento dei vigili del fuoco alle 20:30 di ieri, giovedì 15 agosto, per l'incendio di un pulmino alimentato a GPL parcheggiato in via Moglianese Scorzè a Scorzè. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Mestre con un'autopompa e un'autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. In corso di accertamento le cause del rogo. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 22. A scuola di sicurezza, lezioni su come si attraversa la strada, come si deve prestare attenzione, lezione per riconoscere i segnali di pericolo. Per i più grandi le regole per un corretto utilizzo del monopattino e della bicicletta. Gli agenti della polizia locale del Lido di Venezia hanno incontrato 74 bambini dei centri estivi, approfittando della loro presenza nell'isola in questo periodo di Ferragosto, per rinnovare e ricordare le regole di base della sicurezza stradale. Gli agenti si sono presentati con tutti i mezzi in dotazione alla sezione del Lido, dalla moto alla quad, dal furgone per l'infortunistica alla volante. Stupiti, i bambini, affascinati dai mezzi che non hanno mancato di provare, sono saliti in sella o nelle vetture, hanno provato ad azionare luci e sirena. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.